Anch'io il conto, è giusto anche sentire uno che l'ha vissuta il primo a Quito, insomma, questa partita, insomma, è il capitano di questa squadra, penso che possa dare. Riccardo, buonasera. Dopo 2 ore e 25 minuti di gara 3 di semifinale, ci sembrava giusto parlare con te perché insomma capitano, questa squadra ha dimostrato nel secondo tempo di avere tante cose, ma soprattutto una grande voglia ancora, una grande fame. Dopo un anno fa qui alzavate lo scudetto, però penso che oggi lo scudetto comunque l'avete rivinto moralmente, perché comunque da 4-1 a 5-5, rigori, 24, 25, non so, 26 rigori, avete dimostrato del carattere dei campioni d'Italia, campioni di Coppa Italia della scorsa stagione. Ma penso che in questi minuti abbiamo girato l'universo, siamo passati dall'inferno al paradiso. Questo è il bello dello sport, penso che abbiamo meritato di vincere gara 3, di andarcela a giocare là in casa loro. Abbiamo fatto una gran partita di cuore, veramente le emozioni sono state tante stasera, ora dobbiamo solo recuperare, metabolizzare, sapere che abbiamo fatto solo un piccolo passo, però è stato importante, lo volevamo a tutti i costi e ce l'abbiamo fatta. Insomma, il Palaforte comunque l'anno scorso ha dato la spinta per vincerlo, ma anche oggi a un certo punto abbiamo sentito lo stesso urlo, stessa passione, nonostante il primo tempo quella sfortuna, 2 gol in pochissimi secondi vi ha un po' preso un po' anche dentro, perché comunque 2-0 così tutto d'un pezzo. No, la verità è che in queste partite di semifinale stiamo pagando caro degli errori. Stasera è successo uguale, siamo stati bravi a mantenere la calma, anche quando tutto era perduto abbiamo continuato a giocare a hockey e il nostro hockey ci ha pagato. La speranza per voi, per questo pubblico, di rivedervi qua fra una settimana per cercare magari gara 5, una gara 4 che sarà altrettanto un'altra battaglia di questo genere, proprio questo ha bisogno il Forte per arrivare qui in gara 5. No, sicuramente per noi ogni partita ad ora in poi è l'ultima partita, per cui la affronteremo con la stessa intensità, la stessa grinta. Sappiamo che è un palazzetto caldo, però abbiamo giocatori esperti, non abbiamo timore di andare lì a esprimere il nostro hockey, per cui ricarichiamo le pile e andiamo lì per fare i 3 punti e riportarli qui in casa nostra. Grazie Ricky e ci rivediamo con te a martedì a Lodi al Pala Castellotti. Grazie Riccardo, ciao, grazie.